Sottoscritto ieri un accordo dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed il Presidente della Regione Nello Musumeci per affrontare la crisi ambientale in Sicilia. L'accordo citato dall'ANSA prevede alcune misure per il miglioramento della qualità dell'aria nei maggiori agglomerati urbani della regione siciliana e punta soprattutto a migliorare la situazione del traffico urbano e nelle aree industriali, con una elevata presenza di impianti termoelettrici, raffinerie e cementifici. Previsto nel settore dei trasporti l'impegno della Regione per incentivare il ricambio del parco auto delle piccole aziende e dei cittadini e soprattutto un maggior utilizzo di mezzi pubblici con l'adozione di un biglietto unico. Il governo siciliano dovrà prevedere interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022. Dovrà inoltre prevedere la realizzazione nelle città di infrastrutture per potenziare la mobilità, come ad esempio biciclette elettriche ed altri sistemi. Maggiori controlli saranno affidati alle amministrazioni comunali sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti. Sono provvedimenti, dichiarano i due rappresentanti istituzionali, che serviranno entro i prossimi anni a contrastare i fenomeni ambientali ed in modo particolare ad educare il cittadino ad una migliore tutela e salvaguardia del nostro territorio. Dell'aria. Quindi l'atto amministrativo che oggi abbiamo firmato, seppure a natura economica, porta in sé, porta in grembo tutta una serie di attività che finalmente si stanno incominciando a fare assieme, perché questa è una battaglia che si vince assieme. Quando dico assieme intendo dire Ministero, Regione e Comuni. Non dimentichiamo il ruolo fondamentale dei cosiddetti enti esponenziali. Risorse certe che mettono i privati, tempi certi, modalità certe, progettazioni sicure. Io credo che non serva aggiungere altro. Abbiamo trovato, quando ci siamo insediati, 511 discariche in Sicilia. Non sappiamo di queste quali quelle inquinanti e quali quelle innocue. E siccome serve un processo, si chiama caratterizzazione, per capire quali discariche possano o potrebbero inquinare le falde acquifere, abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si occuperà di capire quali quelle in cui bisogna intervenire con emergenza. Questo è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando, perché mancava un piano regionale dei rifiuti. Abbiamo redatto anche questo, insomma ci stiamo attrezzando per fare quello che andava fatto 20, 30, 40 anni fa. Dobbiamo riparare guasti e danni del passato, alcuni irreparabili, altri invece è possibile neutralizzarli. Noi speriamo che si possa intanto presto definire la contabilità speciale con Roma per poter procedere al completamento delle bonifiche dei siti inquinanti, penso al Gelese, penso al Siracusano e penso alla zona di Milazzo. Con Eni abbiamo aperto una interlocuzione molto seria e anche costruttiva. Non è vero che noi siamo contrari ai petrolieri, nemici dei petrolieri, è un'attività economica che naturalmente ha peraltro in Sicilia una particolare resa, però ognuno deve fare la propria parte.